Ok, buongiorno a tutti, grazie per essere presenti, un ringraziamento alla stampa presente. Oggi siamo qui per presentare le primarie di domenica, che sarà una grande festa democratica. Siamo l'unico partito che fa questo bell'esercizio di democrazia e che di questo noi del Partito Democratico ne siamo orgogliosi. Domenica si voterà per due visioni alternative di partito e di paese, la visione di Elly Schlein, che è qui rappresentata da Renata Bagatin, e quella di Stefano Bonaccini, che è rappresentata qui da Francesca Papais. E interverranno anche a questa conferenza stampa il presidente della commissione provinciale per il congresso Enzo Vendruscolo, e poi concluderà tutti gli interventi il segretario regionale Renzo Liva. Le elezioni, come ho detto prima, delle primarie si svolgeranno, che questa parte finale di questo lungo congresso si svolgeranno il 26 dalle ore 8 alle ore 20. Potranno partecipare al voto tutte le persone dai 16 anni in su con cittadinanza italiana, cittadini e cittadine dell'Unione Europea residenti in Italia, e cittadini e cittadine extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Il voto, la regola è quello del voto in presenza nei seggi del proprio comune di residenza, o al massimo quelli più vicini, e la struttura che poi eventualmente è organizzativa ha fatto in modo che tutto il territorio del tagliamento è possibile, sarà rappresentato, quindi saranno presenti dei gazebo o dei seggi, insomma, per poter consentire a tutti i simpatizzanti e iscritti, perché queste sono primarie aperte, di poter partecipare alle primarie. È possibile anche un voto online, salvo prima doveva esserci stata una preregistrazione che era prevista entro le ore 14 del 18 febbraio 2023, e sarà però consentito soltanto in casi eccezionali. Io adesso passerei eventualmente la parola al presidente della commissione provinciale per il congresso, il quale appunto ci illustrerà tutta la parte organizzativa, il gran lavoro che è stato fatto sia nella prima parte, quella delle primarie e dei seggi, per poi conclusi in questa seconda parte per le primarie tra i due contendenti, Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Passo la parola al presidente Enzo Vendruscolo. Sì, io inizio con una frase di Martin Luther King, che in qualche modo diceva: io ho un sogno. Credo che il mio sogno, quello di Fausto, di Renzo, di Renata, di tutti quelli che c'erano presenti, è quello di riuscire prima o poi a far trasparire quello che è realmente il PD, quello che fa il PD. Io lo voglio raffigurare proprio con i dati che diceva prima Fausto. Allora, rigore e serietà, che noi da sempre è una parola che usiamo con una normalità assoluta, anche per fare i congressi lo facciamo così. Vi do qualche dato per raffigurare queste frasi qua. Noi abbiamo fatto 25 congressi in questa provincia, per 800 iscritti che abbiamo, 800 iscritti, paganti, certificati, eccetera, eccetera, e lo abbiamo fatto praticamente nelle località dove abbiamo i circoli. Hanno partecipato 2/3 praticamente dei presenti, sono stati lì tutta una sera per sentire praticamente la presentazione come veniva fatta. Solo per raffigurare la serietà e il rigore che vi diamo, vi dico solo che per fare ogni congresso noi abbiamo messo in campo 8 persone. Il presidente, 2 scrutatori, un garante che arrivava dal provinciale e 4 che presentavano le 4 mozioni. Mediamente hanno votato una ventina di iscritti, praticamente rigorosamente a voto segreto. Addirittura hanno votato anche delle figure che non potevano partecipare perché inferme, perché a casa. La commissione si è spostata con l'urna, li ha fatto votare a voto segreto e poi è ritornata nella sede. Ecco, questa cosa qua non esiste da nessuna parte con quel rigore. Oserei dire, andiamo oltre perfino alle regole che vengono esercitate quando facciamo le normali elezioni. Le normali elezioni su un seggio votano 400-500 persone, qua ne votavano 20-30. Pertanto metti in campo 8 persone per votare in modo segreto, è
quel dato lì c'è, è tutto certificato. Abbiamo una commissione di vigilanza di 9 persone che certificano tutto il passaggio che è stato fatto, ricorsi, qualsiasi cosa. Pertanto quella prima fase lì praticamente si è conclusa, dove ha dato quell'esito che conoscete praticamente nei 2 candidati. Come da regolamento, abbiamo un vademecum con quasi una ventina di pagine di regolamento praticamente, che in qualche maniera adesso immaginiamo di fare le primarie che sono rivolte praticamente a tutto il popolo praticamente, che rientra nei principi praticamente e nei valori del Partito Democratico, in sostanza agli elettori praticamente del centro-sinistra del Partito Democratico, e vengono certificati in un albo degli elettori. Guardate, in ogni pagina praticamente c'è una persona che vota con i suoi dati, i suoi nomi, cognome, eccetera. Deve apporre 2 firme. La prima firma praticamente sulla privacy, per garantire la riservatezza praticamente di quei dati lì. Noi questi registri qua li conserviamo praticamente fino al lunedì, che vengono consegnati poi al nazionale, pertanto non rimangono nei cassetti in balia a qualcuno. È un dato di massima segretezza. La seconda firma è quella praticamente che apporranno, è quella praticamente che rientra nello spirito del perché delle primarie, chi fa partecipare, perché, per cosa, per un partito rinnovato, un partito che progressista e di centro-sinistra. Ecco, dentro a quella idea lì ci muoviamo. Anche lì abbiamo fatto e faremo 26 seggi in tutti i comuni superiori a 3.000 abitanti, pertanto è un dato praticamente molto esteso, molto certificato. Anche là mettiamo in campo come minimo 150 persone che stanno a vigilare, a controllare che tutto funzioni, e si vota a voto segreto. Che obiettivi ci diamo noi per questo? Guardate, nel 2019, quando c'erano primarie per Zingaretti, abbiamo votato praticamente in oltre 5.000 persone. Sapendo come sono andate le votazioni nel Lazio e nella Lombardia, se noi ci diamo un obiettivo di 4-5.000 persone è una grandissima cosa, insomma, no? Però sono 4-5.000 persone che gli garantiamo la segretezza del voto, che gli garantiamo la segretezza dei dati e che ci aiutano a scegliere il segretario o la segretaria del partito. Ecco, io mi fermo qua, se poi avete qualche domanda sono qua per andare. Bene, passiamo adesso. Allora, come dicevo prima, sì, un attimino Renata, domenica noi voteremo per 2 visioni alternative di partito e di paese, quindi quella, la visione di Elly Schlein, che qui è rappresentata da Renata Bagatin, al quale appunto darò la parola. Passo la parola. Grazie segretario, grazie a tutti voi presenti. Ma io rappresento la mozione, ho rappresentato in questo percorso la mozione di Elly Schlein, che a mio avviso ha buone probabilità di successo, certo superiori a quelle iniziali, perché inizialmente una donna che si presenta è sempre più difficile, mentre esprime a mio avviso proprio con maggior chiarezza e forza il desiderio di cambiamento. Attraggono la personalità giovane e fresca, mondi quelli dei giovani e delle donne, sottorappresentati all'interno del PD e desiderosi di un nuovo e più potente protagonismo. In lei la consapevolezza di cambiamento, di equilibri sociali, è condizione della stessa probabilità e possibilità di difesa dell'ambiente, principale sfida esistenziale e quindi una sfida politica. Intrapresa ma non ancora completata la saldatura con il mondo del lavoro e della rappresentanza sindacale. Personalmente resto convinta che la Schlein possieda capacità di futuro e soprattutto di parola convincente
verso mondi allontanati dalla politica, che soprattutto ci hanno lasciato in qualche modo, e nessun altro possiede che la proposta appunto sia un dato importante, e quindi la proposta che lei pone potrebbe ravvicinare un capitale unico che può riabilitare, a mio avviso, una connessione in senso con chi ormai non ha più fiducia in nulla, perché questo è il dato, ed è per questo che di fatto si è allontanato dal voto. Secondo me il PD oggi è come un malato giacente sul letto, al pronto soccorso, colto da infarto. Non gli puoi somministrare un'aspirina, occorre un defibrillatore, quindi noi abbiamo bisogno di una scossa che riavvicini le persone che non hanno votato, che si sono allontanate dalla politica, i giovani. Abbiamo bisogno di tutto un mondo che oggi non è con noi. Quindi per me questo è il dato che dovremmo portare avanti. Che piaccia o no, oggi più che mai gli elettori chiedono suggestioni. Egli può scaldare il cuore di un popolo nel quale è calato da tempo, a mio avviso, il gelo. Una donna giovane alla guida del partito della sinistra, del maggior partito della sinistra italiana. Per la prima volta nella storia, e questo è un dato che mi dà fiducia, per la prima volta nella storia e nel momento peggiore noi abbiamo una donna candidata. Sarebbe quindi, a mio avviso, non solo una buona notizia, ma anche una innovazione seria per la politica, perché per quanto mi riguarda non è che perché donna, ma è perché porta avanti i temi e i problemi che hanno le donne e le giovani nel nostro paese. Quindi, come dato finale, l'appello sicuramente al voto per Elly, ma soprattutto il voto per il Partito Democratico, perché per quanto mi riguarda, ma su questo immagino anche la candidata, cioè la portavoce di Bonaccini, noi abbiamo bisogno di tornare a lavorare insieme per fare prima di tutto opposizione a questo governo e lavorare insieme sia nazionale che regionale, e soprattutto tornare a vincere, perché l'obiettivo è questo, e si torna a vincere con le idee, con le proposte e con un partito che si apra appunto a giovani, a donne e a persone che fino ad ora ci hanno escluso. Quindi l'obiettivo è questo, l'obiettivo di grande unità, e sia Elly sia Bonaccini hanno dato questo presupposto, e quindi mi sento, e chiudo, orgogliosa di appartenere a questo partito, al Partito Democratico, che ha fatto questo sforzo, questo impegno, questo sacrificio per aprire proprio le sue porte per un nuovo Partito Democratico. Grazie. Grazie Renata. Quindi l'obiettivo che ci poniamo principale è quello di far partecipare più persone al voto di domenica. Invito Francesca Papais, rappresentante della mozione Stefano Bonaccini. Buongiorno a tutti. Ovviamente io, più che illustrare la mozione di Bonaccini, credo che sia corretto far passare anche un po' qual è lo spirito anche di questo congresso, perché ovviamente è quando ci sono le difficoltà che possono nascere le migliori opportunità, e questo credo che sia un atteggiamento che chiunque in questo momento storico, con una guerra a 900 km da qui, con ovviamente un grosso problema di quello che rappresenta oggi l'approvvigionamento delle materie prime, i costi dell'energia, cioè è una situazione anche sociale molto fragile, perché pensate come oggi il mondo è cambiato. Se pensiamo come eravamo nel 2020, all'alba del 2020, e come oggi, dopo 3 anni, di fatto si è creato uno spartiacque tra prima la pandemia e dopo la pandemia. Il mondo è cambiato.
Allora, giustamente in democrazia i cittadini assegnano un ruolo quando vanno a votare con il proprio voto, e i cittadini hanno assegnato un ruolo al Partito Democratico. Il Partito Democratico in questo momento sta, ovviamente dopo una consultazione interna attraverso appunto le assemblee dei circoli, oggi si propone con due candidati che sono usciti da quelle che sono le consultazioni interne, facendo una cosa straordinaria, che forse è più unica e molto, molto preziosa, cioè la partecipazione, che è una parola sacra, dei cittadini alla scelta, perché non sono solo elettori per forza del PD, ma sono anche simpatizzanti, quei mondi che oggi guardano il Partito Democratico con entusiasmo, ma anche, posso dire, con interesse. E allora questa straordinaria partecipazione si tradurrà domenica nella scelta di una candidata o di un candidato, di quello che dal giorno dopo sarà chiamato a lavorare per il Partito Democratico, con una proposta sì che ha avuto un iter un po' lungo rispetto a quelle che sono le abitudini, però speriamo, insomma, mi sembra che i due candidati scelti abbiano comunque un denominatore comune, quello di amare la propria nazione, quindi pensare al bene dei cittadini, cercare ovviamente soluzioni più condivise possibili, ma soprattutto lavorare insieme. Perché di fatto in tutti i partiti ci possono essere molte sensibilità, ma se queste sensibilità sono in grado di collaborare, anche credo con una certa maturità politica, io credo che si possono nascere grandi cose. Proprio perché nei momenti delle difficoltà possono nascere delle straordinarie opportunità. Ed è questo l'atteggiamento, perché sapete, io vedo anche vediamo anche il caso dell'attuale governo, era un piccolo partito al 4%, è diventato un grande partito. Abbiamo visto tante stagioni politiche, perché questa è la democrazia. Oggi il Partito Democratico è in opposizione, ma sicuramente è destinato a crescere e a fare grandi cose, perché dall'opposizione a volte si può essere anche degli osservatori, ma se uno comunque fa opposizione non è detto che non debba fare proposte. E credo che nei programmi sia di Elly Schlein e di Bonaccini ci siano delle belle proposte, delle proposte molto interessanti, ve lo dico da amministratore, anche molto concrete, perché oggi c'è bisogno di quella concretezza, forse un po' meno filosofia, ma c'è bisogno di concretezza, perché guardate, nella quotidianità, quando noi apriamo le porte del municipio o delle varie istituzioni che rappresentiamo, chi ci troviamo di fronte sono i cittadini, e quindi abbiamo veramente il polso della situazione, di quello che succede. Non sono divisi in categorie, ma sono cittadini comuni che hanno molte caratteristiche, giovani, anziani, donne, uomini, persone in difficoltà, persone che invece ti fanno proposte, chi ovviamente si lamenta, ma veramente sfaccettature di tutti i tipi, ma anche le fragilità, perché oggi c'è una società che sta manifestando delle nuove fragilità che hanno bisogno di essere accolte, hanno bisogno di essere capite e hanno bisogno di essere supportate. E io personalmente, con appunto i nostri, oggi c'è anche qui la nostra capolista Irene Pirotta, sosteniamo Bonaccini perché di fatto si è fatto un po' interprete, ecco, di questo messaggio, ma sempre in un rapporto, credo, di grande rispetto, perché qui comunque siamo tutti nello stesso partito, non veniamo dalla luna, di confronto anche nei confronti di chi all'interno del partito la può pensare in modo diverso, ma aggiungo anche da chi fuori del partito la può pensare in modo diverso, perché una cosa che abbiamo imparato in questi anni, anche di governo, perché comunque c'è stato anche un governo di responsabilità, dove una parte di chi oggi è al governo era di questo governo, abbiamo imparato che la politica, al di là poi dei punti di vista diversi, deve cercare di fare sintesi. Ecco, Stefano Bonaccini questo lo tiene molto presente, un po' perché è un governatore, quindi come governatore, come amministratore ha l'abitudine di fare sintesi anche rispetto alle diverse proposte che possono anche arrivare da chi la pensa in modo diverso, ma anche perché c'è bisogno ovviamente di un approccio pragmatico. Quindi invitiamo a partecipare i cittadini, invitiamo a partecipare i simpatizzanti, invitiamo a partecipare anche i nostri ragazzi, perché al di là dell'età dei due, candidati, quello che è il messaggio che attraverso le diverse emozioni è emerso è il tema della pace,
perché in questo momento storico abbiamo bisogno di dare anche delle certezze ai nostri ragazzi, ma soprattutto di costruire dei percorsi dove anche la politica in primis deve dimostrare che non è sufficiente litigare, non è un modello che fa bene alla costruzione, ma è il confronto che crea ponti e che crea soprattutto opportunità per il futuro, altrimenti non andremo da nessuna parte. Oggi è esattamente un anno che è iniziata la guerra in Ucraina, è un giorno molto triste, perché pensavamo qualche tempo fa che fosse una guerra lampo. Chi pensava il 24 febbraio 2022 che si sarebbe tradotta invece in una lunga guerra di distruzione, di morte e di sangue? Io spero che anche questo congresso serva a dare nuova speranza ai nostri ragazzi e fare in modo soprattutto che i nostri ragazzi possano trovare lavoro in Italia, possano quindi evitare di scappare, possano trovare delle risposte e soprattutto possano costruirsi dei percorsi per creare la propria famiglia e un futuro dignitoso. Ecco, questo è l'augurio che faccio al Partito Democratico, proprio perché si faccia interprete anche di questi nuovi bisogni che ovviamente oggi stanno emergendo. Poi ovviamente l'energia e l'ambiente, insomma, credo che siano questo il futuro, ma soprattutto anche un futuro che crea opportunità occupazionali e lavorative. Quindi un problema può essere sicuramente un'opportunità e credo che il Partito Democratico le sappia e li stia cogliendo nel miglior modo. Grazie. Bene, grazie alle due rappresentanti delle mozioni. Ribadisco che l'incontro di oggi appunto è un incontro che servì appunto per promuovere le primarie del 26 ed è un invito a tutti i cittadini e tutte le cittadine a venire a votare alle primarie del 26 febbraio. Adesso io passo la parola al segretario regionale per un intervento finale. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Non saranno delle conclusioni, perché le conclusioni come dire, le trarremo alla fine di queste giornate e alla fine, diciamo, di questo percorso, nell'esito, e poi inizieremo immediatamente un discorso, perché è un progetto, qualunque sia l'esito della giornata di domani. Permettetemi di ringraziare chi si sta occupando di questo momento importante di partecipazione a livello regionale. A livello regionale saranno 119 i seggi che si apriranno domenica, 17 a Gorizia, 17 a Trieste, 25 a Pordenone, 59 a Udine. Saranno coinvolte centinaia di volontari, come ha ricordato Ezio, nella gestione di questo momento rilevante di partecipazione, di confronto politico che l'ha preceduto e che lo seguirà, ma anche, diciamo, di organizzativo, che dimostra tante cose. Dimostra intanto che il Partito Democratico, al di là delle narrazioni, è inserito e dentro in questa nostra regione, ha una presenza organizzativa capillare, rappresentativa del territorio, presente e coinvolgente ogni comune della nostra provincia e della nostra regione, piccolo o grande che sia, con un seggio individuale o con un seggio, diciamo, associato, se trattasi di comuni piccoli che hanno ritenuto logisticamente di mettersi insieme per reggere la macchina organizzativa, che sta anche in queste ore lavorando alacremente per l'apertura dei seggi domenica mattina, che voi sapete dalle 8 alle 20 saranno aperti. Sarà un momento di grande partecipazione, è nato così, e di grande discussione e di grande verità che nasce dalla constatazione dei risultati politici che sono alla base di questa fase congressuale, che abbiamo voluto come fase congressuale costituente,
proprio perché possa prendere alle radici e ragionare sui fondamenti del nostro partito e possa rappresentare anche con la sua discussione interna la ricerca di una strada che consenta a questa nostra democrazia di essere una democrazia vera. La democrazia vera si alimenta tutti i giorni di partecipazione, di confronto e di tutela di tutte le voci. Si alimenta della messa al bando di qualunque forma di violenza e di qualsiasi forma di omertà o di silenzio sulle violenze che accadono. E il riferimento è a un fatto increscioso che ha riguardato Firenze in questi giorni e una reazione, anzi una mancata reazione che ci ha francamente indignato. Ecco che allora il nostro senso della democrazia è un senso di questo tipo. Compito di tutti i democratici è alimentare la partecipazione delle donne e degli uomini alla vita politica, alle decisioni sul proprio futuro. Ha ricordato opportunamente Francesca che giorni stiamo vivendo oggi. Ma ringraziamo il Dio, ringraziamo noi stessi, ringraziamo la partecipazione, ringraziamo la democrazia. Oggi noi discutiamo di primarie. Negli scantinati in Ucraina si discute della propria vita e il mondo trema per quello che può accadere. Allora non illudiamoci che la politica possa decidere per noi. Il Partito Democratico esiste in quanto protagonista della democrazia per portare a far sì che i cittadini decidano del proprio futuro e determinino il proprio futuro, non lasciandolo in mano di nessuno. Non è democrazia una definizione burocratica, è la vita quotidiana e qui ci sono amministratori, territori. Il Partito Democratico è in questo momento impegnato nella fase delle primarie e in Friuli Venezia Giulia anche nella fase elettorale. Voi sapete che abbiamo dato vita a una coalizione, il Partito Democratico ha fatto una scelta di apertura sia nel campo della coalizione sia nel campo della scelta del candidato presidente. Riteniamo che questa scelta sia stata una scelta giusta, opportuna e che ci consenta e ci abbia consentito già in queste settimane di mettere i cittadini di fronte al fatto che esiste un'alternativa alla narrazione